Cresce il numero di adesioni alla marcia in favore della Cattedrale di Agrigento, in programma, lo ricordiamo, il 3 novembre alle 18. A sostenere la causa per la riapertura del Duomo ci saranno anche gli architetti agrigentini con il loro presidente Alfonso Cimino. Secondo gli architetti, il tempo delle promesse è finito. Niente proclami, sostiene Alfonso Cimino, il quale aggiunge che la politica deve assumersi le proprie responsabilità. La nostra partecipazione, aggiunge Cimino, è in segno di solidarietà per quanto accade alla Cattedrale e al Colle di Agrigento. Riteniamo sia giunto il momento che l'intero comparto politico si svegli e si adoperi per la risoluzione del problema, prima che accada l'irreparabile. Sarà presente alla marcia anche una rappresentanza della UIL provinciale. Da parte del sindacato arriva l'invito a scuotere le coscienze e cambiare passo. Un ruolo importante alla vigilia della manifestazione lo stanno svolgendo i social, che in pratica stanno chiamando a raccolta i cittadini, i quali giorno 3 dovranno dimostrare di non appartenere, come spesso si dice, ad una città che si lascia maltrattare a cuor leggero. C'è da dire che la grave situazione in cui è lasciato il Colle della Cattedrale potrebbe costringere a chiudere la via 25 aprile. È una ipotesi che bisogna assolutamente scongiurare, perché c'è di mezzo, tra l'altro, la sopravvivenza di numerose attività commerciali.